Inserito nel progetto del TARTE Save the Planet, venerdì 27 settembre inaugurata l'opera di Alessandra Carloni in piazza Venezia a Taglio di Po. Chiediamo all'artista l'allegoria della sua opera. Taglio di Po sono con Alessandra Carloni, che è l'artista che ha fatto questo straordinario murales che stiamo vedendo, e con il tema Save the Planet. Ci vuoi descrivere la tua opera? Innanzitutto il tuo curriculum, tu sei di Roma? Sono di Roma e lavoro nel campo dell'arte urbana e insieme anche della pittura, per cui viaggio su questi due percorsi paralleli, insomma, è la mia strada, ecco, questo è. Ecco, oggi è una giornata particolare, oggi è un venerdì, i ragazzi delle scuole superiori e università stanno dimostrando per salvare il pianeta, così semplificando la cosa, e voi avete fatto un'opera su questo tema. Ce la vuoi descrivere? Sì, allora io ho affrontato il tema delle isole di plastica e la morte di tante balene in qualche modo nei grandi oceani, insomma, per via dell'inquinamento nell'acqua. E è un tema che ho già trattato più di una volta, insomma, sia in pittura che alcuni altri murales che ho realizzato anche qua vicino. Il tema in questo caso è trattato sempre attraverso il mio stile, che è uno stile comunque onirico, quindi fuori dalla realtà, ma attraverso la dinamica, diciamo, del sogno vuole raccontare dei messaggi. In questo caso il messaggio è proprio quello della morte di tante balene, e ho rappresentato questo soggetto che è praticamente un bambino, cioè in qualche modo un viaggiatore onirico che è sempre presente nelle mie opere, che si trova in cima alla coda di una balena trasformata attraverso il mio stile in una sorta di macchina meccanica. Su questa barchetta lui tenta praticamente con una corda di sollevare questa coda della balena meccanica per salvarla praticamente dall'inquinamento dell'acqua. Infatti nella parte bassa del quadro vediamo appunto tutte bottiglie che richiamano proprio a quella forma di inquinamento, insomma. E in collaborazione con la scuola media di Taglio di Po abbiamo fatto un workshop proprio ieri per completare l'opera, quindi i ragazzi hanno dipinto con me e hanno suggerito una frase simbolica, insomma, nel rispetto dell'ambiente, la cura in qualche modo e l'impegno quotidiano che dovremmo mettere per evitare questi danni, che non sono solamente nell'acqua ma in generale nell'ambiente, e la frase è stata poi inserita in un particolare proprio dell'opera. Che sarebbe il nostro piccolo impegno quotidiano, può salvare il mondo, workshop, scuola media, Elia Maestre. Esatto. Allora, innanzitutto ti faccio i complimenti, bella opera. Qualcuno, anzi quando parli con uno straniero molto spesso dicono: avete la fortuna voi italiani di abitare in un museo a cielo aperto. È già valutata la street art a questo livello secondo te, oppure bisognerà rivalutarla fra 100 anni, visto che è la storia che poi dopo premia opere importanti come quelle che fate voi artisti della street art? No, vabbè, è un percorso che si sta evolvendo, insomma, ultimamente l'arte urbana è sicuramente l'arte contemporanea per eccellenza, e quando è progettata con qualità, insomma, soprattutto se lancia dei messaggi come nel caso appunto di quest'ultima operazione del Festival del Tarte, ha un significato, quindi non solo serve a riqualificare alcune aree periferiche o comunque degradate sia di realtà più piccole come di grandi città, ma è importante quando comunica qualcosa, insomma, lancia dei messaggi che poi sono più che contemporanei, come in questo caso la salvaguardia dell'ambiente. Ecco, noi ti ringraziamo, Alessandra Carloni, romana qua in Polesine, ci fa piacere ospitarla. L'ultima cosa, un'ultima considerazione, non abbiamo notato in tutte le opere che ci sono in tutto il Polesine, ricordo l'Oreo, ricordo Taglio di Po in varie installazioni, non ci sono atti vandalici, vuol dire che chi di solito fa atti vandalici rispetta le vostre opere. Sì, diciamo questo dipende anche per me personalmente dipende dal messaggio che stai rappresentando, no? Se è un'immagine che non è offensiva, è un'immagine che socialmente o politicamente trasmette un pensiero positivo, o è un'immagine, se vogliamo, anche detta in maniera banale, gradevole, è raro che venga poi, insomma, deturpata o comunque che venga, no, vandalizzata, insomma, per me, almeno nella mia esperienza, non è mai capitato, anche nelle grandi città, quindi vuol dire che stai lanciando un messaggio positivo che anche magari le nuove generazioni comprendono, e quindi...
tanto di guadagnato. Ecco, Perfetto. Alessandra, ti ringraziamo. Se volete guardare le sue opere, oltre a queste qua di Taglio di Po, nella tua pagina, sì. Alessandra Carloni. Alessandra Carloni, poi il sito www.alessandracarloni.com, potete vedere un po' tutti i lavori. Grande, ciao, grazie. Ciao.